Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Chiuso all'alba il tratto della A18 Messina-Catania tra Tremestieri e Giarre per alberi caduti a causa del vento fortissimo. Riaperto alle 8:15, a Messina sospese le lezioni a scuola per il maltempo. Si apre una nuova voragine al lungomare di Catania, la strada chiusa al transito. Il vice sindaco dice nessun legame col ciclone, ma il cedimento di un tombino. Accoltellata alle spalle a Palermo, una donna di 56 anni è ricoverata in gravi condizioni a Villa Sofia dopo l'aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio. Fermato in serata l'uomo sospettato dei fatti. Un patto di fedeltà e speranza che vive nel cuore dei catanesi, così il patriarca di Venezia Francesco Moraglia durante i festeggiamenti di Sant'Agata a Catania. Ieri la celebrazione dell'8ª in diretta su Telecolor e Antenna Sicilia. Il GUP di Gela rinvia a giudizio il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti per presunte assunzioni di favore nella società della refezione scolastica. Il processo inizierà a luglio. Le cose non dette, cast stellare nel thriller sentimentale di Gabriele Muccino. C'è anche la siciliana Miriam Leone, il film presentato a Catania. Calcio, Catania al lavoro per il derby di sabato a Siracusa. La squadra di Toscano pronta a rialzarsi dopo 2 giornate difficili, decisa a rilanciare la sfida al Benevento per il primato in classifica. È stato chiuso all'alba il tratto della A18 tra Tremestieri e Giarre per alberi caduti a causa delle raffiche di vento davvero fortissime, così come fortissime sono state nel Messinese, anche nella città. È stata una nottata davvero da incubo. Oggi le scuole a Messina sono chiuse, ma ci fa il punto in questo servizio Francesco Triolo. Chiusura all'alba per l'autostrada A18 Messina-Catania nel tratto compreso tra Tremestieri e Giarre a causa di alberi crollati sulla carreggiata per le violentissime raffiche di vento che hanno colpito la zona durante la notte. Poco dopo le 7 il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto lo stop alla circolazione in entrambe le direzioni per consentire la rimozione degli ostacoli e la messa in sicurezza del tratto. La situazione è rientrata nel giro di poco più di un'ora. Alle 8:10 è stata riaperta la carreggiata in direzione Messina, mentre alle 8:15 la viabilità è stata completamente ripristinata in entrambi i sensi di marcia. La chiusura si inserisce in un quadro di forte maltempo che sta investendo la Sicilia. Una violenta tempesta extratropicale, dopo i disagi registrati ieri a Palermo, si sta abbattendo in particolare sulla fascia tirrenica e sul Messinese. Nella notte e alle prime ore del mattino la zona nord-orientale dell'isola è stata sferzata da raffiche eccezionali. Oltre 150 km/h registrati a Fiume di Nisi, più di 130 km/h a Messina. Sullo stretto è piovuto per tutta la notte. Tantissimi gli alberi caduti in tutte le zone della città e uomini al lavoro per eliminare il pericolo. Proprio a Messina il sindaco ha disposto per oggi la chiusura di scuole e impianti sportivi alla luce delle previsioni e delle condizioni meteo particolarmente critiche. La giornata resta dunque caratterizzata da condizioni meteo avverse e da una circolazione resa complicata soprattutto nella fascia tirrenica e nell'area dello stretto. Passano regolarmente le navi traghetto, mentre sono stati fermati gli aliscafi che fanno la spola tra Messina e Reggio Calabria. Il nuovo crollo a lungomare di Catania non sarebbe collegato agli esiti del ciclone Harry, ma al cedimento di un tombino asfaltato ma non riempito. Così il vice sindaco di Catania. Sentiamo nel servizio di Desiree Ferlito. L'apertura di una nuova voragine a lungomare di Catania sarebbe dovuta al cedimento di un tombino asfaltato e non riempito a dovere. Nulla a che vedere con il ciclone Harry, ma si tratterebbe solo di una coincidenza che infierisce sullo stato già precario di uno dei tratti più belli e più amati dai catanesi. A precisarlo il vice sindaco Massimo Pesce durante un collegamento con la trasmissione Buongiorno Sicilia. Dunque continuano i disagi sul lungomare di Catania, dove ieri sera è stato interdetto il traffico veicolare nel tratto compreso tra l'incrocio con Via del Rotolo in direzione di Piazza Mancini Battaglia, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della polizia locale per deviare il traffico e mettere in sicurezza l'area. Presente anche il sindaco Enrico Trantino, che ha condiviso in tempo reale un videomessaggio sui social, e l'assessore alla protezione civile Daniele Bottino per verificare l'entità del danno. I tecnici della manutenzione comunale sono al lavoro per ripristinare il dissesto del terreno e garantire la sicurezza della carreggiata, prevista già per oggi, dopo aver ultimato i controlli di sicurezza, la riapertura del lungomare. Andiamo a Palermo, dove una donna è stata accoltellata alle spalle. È stato fermato l'aggressore. Si tratterebbe di un soggetto con problemi psichici, ma le condizioni della donna sono gravi, seppure stabili. Marco Cullà. Accoltellata alle spalle dopo essere uscita dal parrucchiere, una donna di 56 anni, Maria Luigia Tricarico, è stata ferita gravemente in via Libertà a Palermo, all'altezza di piazza Alberico Gentili, nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo che è stato fermato e che ha problemi psichici l'ha seguita e colpita con la lama alla schiena, poi è subito fuggito a piedi. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Villa Sofia, dove si trova in gravi condizioni. La coltellata è stata inferta al dorso. La donna, dopo essere stata accoltellata, si è rifugiata in un negozio da dove è stato lanciato l'allarme. La vittima ha riferito che mentre camminava ha sentito improvvisamente il colpo. La caccia all'uomo è andata avanti per un paio d'ore, poi alle 20 il fermo. Una sua descrizione era stata diramata agli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che sono riusciti in poco tempo a risalire all'aggressore. E adesso cambiamo decisamente pagina. Ieri le celebrazioni per l'ottava di Sant'Agata, la nostra diretta della messa, ma anche naturalmente della processione in Piazza Duomo. Un altro bagno di affetto con la presenza certamente importante del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che ha speso delle parole davvero importanti parlando di un patto di fedeltà e di speranza che vive appunto nel cuore dei catanesi. Ma sentiamo. Un patto di fedeltà e speranza che continua a vivere nel cuore dei catanesi. Questa è la riflessione di Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, che ha sancito la conclusione dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona di Catania. Dopo qualche incertezza dovuta all'allerta meteo arancione, si è deciso di far svolgere regolarmente la processione in Piazza Duomo. Le celebrazioni trasmesse in diretta a reti unificate su Antenna Sicilia, Telecolor e streaming su Sicilia Web hanno visto l'esposizione delle reliquie alle 8 e le messe in diversi momenti della giornata, fino alla celebrazione eucaristica delle 19. Terminata la liturgia, le reliquie sono state portate in Piazza Duomo alla presenza delle massime autorità cittadine per l'ultimo saluto della città alla sua patrona. 2 le novità annunciate da Monsignor Renna, il 16 e il 17 agosto, ha detto l'arcivescovo. Il Santo Padre invierà un cardinale legato pontificio. L'inviato del Papa giorno 16 presiederà una veglia di preghiera nel piazzale del castello di Aci Castello, dove verranno portate le reliquie di Sant'Agata. Alle prime luci dell'alba del 17 agosto, dalla rotonda di Via del Rotolo, muoveremo in processione con le reliquie che giungeranno in cattedrale, dove verrà celebrato il pontificale. Il 18 agosto avrà termine l'anno giubilare agatino. Il GUP di Gela ha rinviato a giudizio il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ma altri 6 imputati con lui. L'accusa è di induzione indebita per presunte assunzioni di favore nella società che gestiva la refezione scolastica. Il processo inizierà a luglio, mentre il primo cittadino è da settimane in prima linea nella gestione dell'emergenza. Gerry Italia. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela Serena Berenato ha disposto il rinvio a giudizio del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e di altri 6 imputati nell'ambito di un'inchiesta che ruota attorno a presunte assunzioni pilotate nella società Si Ristora, incaricata del servizio di refezione scolastica per il comune. Il rinvio a giudizio arriva in un momento particolarmente delicato per Niscemi, con il sindaco Conti impegnato da settimane in prima linea nella gestione dell'emergenza frana che ha messo in ginocchio parte del territorio comunale. Secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 il primo cittadino e l'allora presidente del Consiglio Comunale Fabio Bennici avrebbero fatto leva sui propri ruoli istituzionali per ottenere l'assunzione di almeno 5 operatori, un sistema che per la procura configurerebbe il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. A processo finiscono anche i vertici della Si Ristora, Giovanni Maugeri, Rosario Sortino e Giacomo Filetti, oltre al consulente tecnologo Vincenzo Sorci e all'ispettore sanitario Vincenzo Cascino, ritenuti intermediari nelle procedure di assunzione. Per Cascino è caduta invece l'accusa di esercizio
esercizio abusivo della professione. Mi difenderò nel giudizio, commenta il sindaco Conti. Non capisco come possa aver indotto qualcuno, sono sereno e a disposizione della magistratura. Le difese intanto respingono ogni addebito. Il processo è fissato per luglio. E intanto ieri i presidenti dei consigli regionali d'Italia sono stati a Niscemi per una riunione plenaria. Tra i punti concordati un fondo per le calamità naturali. Luca Ciliberti. Niscemi è una comunità provata. Sono passati quasi 3 settimane dalla frana che ha cambiato irrimediabilmente la vita del comune nisseno. Chi può recupera dalle case abbandonate qualche effetto personale, altri sperano ancora di rientrare. Costante il supporto dei vigili del fuoco. Appena 12 ore prima in quell'area c'erano oltre 500 ragazzi che luogo della movida, e quindi poteva sfiorare la tragedia se soltanto l'evento, anziché alle ore 13, fosse accaduto alle ore 22-23 di sera. A Niscemi sono arrivati anche i presidenti dei consigli regionali italiani che si sono voluti riunire in sessione plenaria per approvare all'unanimità un ordine del giorno che sarà sottoposto poi al governo nazionale e all'Unione Europea per portare aiuti concreti alle popolazioni colpite dalla frana ma anche dal ciclone Harry. Iniziative sono intanto quelle volte a voler recepire dei fondi, anche con delle iniziative che i presidenti dei consigli regionali faranno nel loro territorio. L'amministrazione di Niscemi e gli altri comuni ci daranno anche un video che verrà trasmesso in alcune emittenti locali delle loro regioni, perché ci aspettiamo che anche i cittadini delle altre regioni, così come i siciliani hanno fatto in passato per eventi similari, possano darci una mano. Tra i punti concordati una cooperazione con il Parlamento nazionale per definire provvedimenti normativi in maniera di prevenzione e gestione degli eventi causati da calamità naturali e la richiesta di attuazione di un vero e proprio corpo di protezione civile europea. Spetta a noi come istituzioni sensibilizzarli, cercare di attivarci sia nel reperimento di risorse, ma soprattutto, come ho avuto modo di ribadire più volte, per cercare di fare da raccordo anche con il Parlamento per attivarsi di fronte a queste emergenze climatiche. Su Sanremo il Presidente Baleari sarà attivato in prima persona per cercare di sensibilizzare anche questo palco importante, un palco non solo nazionale ma internazionale, su quello che è accaduto qui in Sicilia. E intanto a Niscemi sono ripresi i recuperi nella fascia più pericolosa, tra i 30 e i 50 metri, quella definita per l'appunto la zona appunto nera, proprio di fronte al crollo. Dopo un giorno di stop per nuovi crolli, le operazioni sono tornate in campo anche con l'uso di robot speciali. Nella zona nera 2 giovani imprenditori ci racconteranno nella prossima edizione del nostro telegiornale che cosa ha voluto dire perdere completamente tutto, quindi vi rimando al TG delle 14. Intanto andiamo ad Agrigento, dove il dissesto è diventato emergenza. Un muro di contenimento infatti è crollato e ha trascinato con sé parte della strada, lasciando un tratto di carreggiata sospeso nel vuoto e le fondamenta delle case scoperte. Tutte le famiglie dello stabile sono state allontanate dalle loro abitazioni. Davide Sarto. Le immagini fanno paura. Un tratto di strada sospeso nel vuoto, il muro crollato, le fondamenta delle case completamente scoperte. Siamo in via Firenze, traversa di via Manzoni ad Agrigento. Qui il dissesto urbano è diventato emergenza. A fine gennaio il cedimento di un muro di contenimento ha trascinato con sé parte della carreggiata. Oggi resta una ferita profonda. Asfalto spezzato, terra franata, tubature piegate sotto il piano stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno disposto lo sgombero dello stabile. Tutte le famiglie hanno lasciato le loro case. Il dissesto strutturale è stato accertato. L'area del crollo è stata transennata e chiusa al passaggio per motivi di sicurezza. I residenti però raccontano che il problema andava avanti da tempo. Infiltrazioni e perdite d'acqua avrebbero lentamente scavato sotto la strada fino a far cedere il terreno. Ora si chiede un intervento rapido e definitivo per mettere in sicurezza la zona ed evitare che questa ferita nel cuore della città possa trasformarsi in tragedia. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania si corre ai ripari all'Istituto Comprensivo San Giorgio. Arrivano le ronde contro i predatori di rame. Tonino De Mana.
Dopo 3 furti in 3 settimane, con 700 metri di cavi rubati e danni per 100.000 euro, si corre ai ripari all'Istituto Comprensivo San Giorgio, messo KO dai predatori di rame. Niente lezioni almeno per una decina di giorni, il tempo di riparare tutto e quindi di riportare la luce a scuola. Nel frattempo, per evitare altri raid ed ulteriori danni, scendono in campo le ronde. Stiamo lavorando incessantemente come città, come comune, insieme alle manutenzioni per ripristinare la scuola e far sì che entro qualche giorno i ragazzi possano rientrare a scuola in piena sicurezza. È un danno non indifferente, 100.000 euro che di questi tempi per il comune sono soldi. Sì, non è solo il danno dal punto di vista economico, ma è anche quello che può ricapitare. Vacanze forzate per gli alunni e poca voglia di far festa. Da queste parti il carnevale e i suoi scherzi non sono mai arrivati. Qualcuno era in maschera, ma travisato per rubare cavi di rame. E adesso cambiamo decisamente argomento. Con il film Le cose non dette, Gabriele Muccino firma un thriller sentimentale teso con un cast stellare. C'è anche la siciliana Miriam Leone. Eva Spampinato. Dov'eri tu? Penso spesso a quello che è successo in quei giorni. Le cose non dette è il thriller sentimentale con cui Gabriele Muccino affonda nelle crepe della borghesia emotiva italiana. Un film vero, duro, che non fa sconti a nessuno. Questo film racconta quanto sia difficile applicare la capacità di ascoltare quello che ci viene detto senza giudicarlo e lasciare agli altri la possibilità quindi di continuare a dirci quello che provano senza avere paura del nostro giudizio. E poi sarà il nostro turno. Ieri l'incontro con il pubblico nell'ultima tappa della presentazione del film dal cast stellare: Miriam Leone, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria. Un appuntamento fortemente voluto proprio da Miriam, che porta nelle sue città, ad Acireale e Catania, una riflessione che coinvolge tutti. Ha un talento pazzesco, un'aura, proprio l'aura, la star quality la chiamano. Che complimento ti ho fatto? Grazie, magari Gabriele, per me è un regalo. 2 coppie in crisi, un viaggio a Tangeri che diventa detonatore. E fu come se i giorni del mio tradimento non fossero mai esistiti. C'era sempre stata Elisa accanto a me. Ma invece non era vero nemmeno questo. È molto facile scappare, solo che poi le donne in questo film a un certo punto si prendono la responsabilità di guardare in faccia le cose piuttosto di farle esplodere. Lei è una mia allieva, sapete? Ah, magari. Si chiama Blu. Hai visto che brava lei che studia e lavora? Sì, cazzo. Sarebbe bastato parlare. Su Instagram hanno fatto anche, hanno preso proprio questo meme, questa citazione dal film, perché sarebbe bastato parlare, no? E poi c'è l'altro grande tema, la maternità, il rapporto genitori-figli, la distanza abissale tra generazioni, di cui la piccola Vittoria porta su di sé i segni. Stai trattando come una ritardata, te ne rendi conto? Amore mio, tu sei ancora una bambina. Carlo, tu me lo daresti un alibi? Se facessi una cosa sbagliata, me lo daresti? Certo che no. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e torniamo con il calcio. Siamo al calcio, il riscatto del Catania passa da un doppio derby, domani a Siracusa e mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani. Sentiamo il servizio. Il Catania non si arrende e rilancia la sfida al Benevento, giochi ancora aperti per la promozione diretta. Tra Sorrento e Cerignola i rossazzurri hanno perso 5 punti, ma nessuno è disposto ad alzare bandiera bianca. Sono 8 le lunghezze di distanza che potrebbero ridursi a 5 dopo il recupero di mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani. Prima ancora la squadra di Toscano disputerà un altro derby, sabato al De Simone con il Siracusa. A marzo gli scontri diretti che coinvolgeranno anche la Salernitana terza, staccata dalla lotta al vertice. Ci sono margini per una rimonta. Il Catania dovrà guardare anche i risultati di un Benevento che macina vittorie nel finale contro la Cavese e in pieno recupero contro Atalanta Under 23 e Picerno. Con 12 partite da giocare, 13 per il Catania, il cammino è ancora lungo e può aprire nuovi scenari. È indispensabile però, arbitraggi a parte, alzare l'asticella delle prestazioni rispetto alle ultime 2 giornate che fin qui hanno fatto la differenza. Allenamenti di mattina in vista della trasferta di Siracusa, dove mancheranno Lunetta espulsa a fine gara e Corbari diffidato e ammonito contro i pugliesi. Miceli torna disponibile al centro della difesa, possibile convocazione per Di Tacchio.
Ed è tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento con il Sicilia 24 alle 14, adesso vi lascio a Luca Ciliberti e la rassegna stampa, una buona giornata a tutti voi.